Onorevole Rosanna Conte, siamo all'ultima giornata di questi stati generali della pesca, lei praticamente li ha seguiti tutti, un suo giudizio su questi 4 giorni che veramente ha tenuto banco e ha tenuto intorno a un tavolo tutti gli attori di questo comparto. Il bilancio di queste 4 giornate ritengo che sia assolutamente positivo perché siamo riusciti a mettere al tavolo le categorie, i pescatori, gli acquacoltori e le istituzioni a tutti i livelli. È stato un periodo, sono stati 4 giorni importanti di confronto su temi che stanno veramente colpendo in modo importante questo settore che è quello della pesca su tutti i livelli. Questa è stata un'occasione unica, perché si parla dell'Alto Adriatico, anche per coniugare le problematiche che riguardano non soltanto il Veneto, ma anche l'Emilia e sulle Venezia Giulia. Ed è fondamentale ragionare in squadra e creare questo modello. Il modello Veneto, quindi un modello che può fare da capofila perché ha tutte le caratteristiche, per mantenersi così, deve sicuramente continuare con questa sinergia, con questa rete, ragionando quindi a livello macro regionale con il confronto con l'Europa. Io quindi rinnovo i miei complimenti all'assessore Corazzari e a tutta la sua squadra e ai suoi collaboratori per l'organizzazione e la puntualità. Importante è anche stato il confronto con la Commissione europea, nella persona di diceva Charlene, con la quale ha capito e anche lei stessa ha detto che è importante visitare i luoghi per vedere la peculiarità, e per cui ho insistito sul fatto che bisogna sempre confrontarsi bacino per bacino, territorio per territorio, perché il nostro mare Adriatico ha delle caratteristiche e peculiarità completamente diverse dagli altri mari europei.